Ascolto, programmazione, professionalità, riconoscimento anche dei ruoli, quelle che sono le varie figure che poi devono dare delle risposte al vostro sodalizio. Paolo Podighe, una parola però mi ha davvero colpito del tuo programma. Trasparenza è quel qualcosa che realmente è il valore aggiunto per ogni progetto. Trasparenza sì, perché se ne parla tanto e in un mondo moderno dove effettivamente la corruzione spesso ha invaso le varie amministrazioni pubbliche, ha portato diciamo, le istituzioni a creare maggiore trasparenza verso il mondo esterno. E noi che effettivamente amministriamo soldi pubblici abbiamo anche noi la necessità di continuare questo percorso della trasparenza essendo ancora più aperti verso il mondo esterno. Ecco perché nel programma io ci tengo tanto a parlare di trasparenza. Trasparenza nella comunicazione verso le persone, ma comunicazione anche nella pubblicazione di quelli che sono gli atti pubblici, le delibere del Consiglio del Presidente e del Consiglio federale, perché tutti possono accedere e vedere che cosa sta facendo la nostra amministrazione. Questo succede già nelle amministrazioni pubbliche e devo dire che è una cosa bellissima che permette effettivamente di far capire a tutti che cosa viene deliberato. Ma allo stesso tempo la trasparenza anche nelle scelte, nel reclutamento di tecnici, nelle scelte tecniche, in quelli che sono i programmi tecnici verso il mondo dello sport e nella fattispecie del tiro con l'arco. Credo che sia una delle cose che ci deve contraddistinguere e ci deve contraddistinguere sempre. E quello che è necessario è evitare il conflitto di interessi, perché il conflitto di interessi all'interno di un organismo come il nostro è necessario, perché spesso il conflitto di interessi rischia di far naufragare delle scelte o delle strade da prendere per poter nel futuro far crescere questa federazione come merita.